chiamo Coletti Claudia, lavoro in OMS. Da 6 mesi mi occupo di montaggio e premontaggio, sono stata presso le agenzie e per un motivo o per l'altro, un po' per l'età e un po' per la difficoltà, non mi hanno dato delle buone proposte. Sono stata al centro per l'impiego e lì sono stati molto veloci e esaustivi, insomma, a trovarmi un posto di lavoro. Un elemento che ha contribuito al successo di questo caso è stata sicuramente la disponibilità e la proattività della candidata, che hanno dato la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia che ha portato anche la persona a darci la sua opinione su quello che sono il benessere e le aspirazioni professionali che appunto desiderava. Il percorso di politica attiva che abbiamo proposto era un corso di formazione in ambito amministrativo, valutato in base a quello che sono le aspirazioni professionali e appunto le volontà della lavoratrice. Ancora prima di poter avviare questo percorso, la lavoratrice è stata selezionata per un incrocio domanda-offerta da parte dei nostri account manager e questo ha portato poi all'effettiva assunzione della candidata. La nostra azienda ha deciso di rivolgersi al centro per l'impiego di Conegliano quando abbiamo riscontrato di essere al di sotto del numero minimo richiesto sulle persone con disabilità. Pertanto, avendo difficoltà a reperire tali figure, abbiamo deciso di appoggiarci a questo ente. Il Centro per l'Impiego ha attivato e mediato il processo di selezione attraverso l'incrocio domanda-offerta. Assieme all'azienda abbiamo individuato una posizione aperta, l'abbiamo analizzata identificandone requisiti, compiti, responsabilità, eventuali vincoli o possibilità di accomodamento e una volta che è stata definita e descritta la vacancy, questa è stata condivisa con i colleghi case manager del Centro per l'Impiego. Dando avvio alla fase di ricerca effettiva dei profili il più possibile in linea con le esigenze aziendali. L'aiuto che mi ha dato il Centro per l'Impiego è stato veloce innanzitutto e mi hanno supportato avendomi chiamato più volte, proponendomi vari lavori e comunque cercando di trovare il posto più giusto per la mia problematica a livello fisico. Le competenze che ho messo in gioco in questo caso sono state l'empatia, che ha permesso di poter creare un rapporto di fiducia con la persona che mi trovavo davanti e ha dato la possibilità alla persona di potersi aprire e di poter appunto dire quello che erano le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Un'altra competenza molto importante è il lavoro in team. Infatti la stretta collaborazione con i colleghi case manager del Centro per l'Impiego è stata la base sulla quale è stato poi possibile costruire un processo di selezione efficace. La mia situazione lavorativa oggi la posso descrivere positiva, trovo bene, il mio posto di lavoro è abbastanza leggero e con le mie problematiche mi hanno agevolato parecchio. Mi sento di poter consigliare a chi cerca appunto lavoro in questo periodo sicuramente di non chiudersi le porte, ovvero di valutare quello che possono essere corsi di formazione oppure anche tirocini magari con finalità di inserimento che danno la possibilità di poter fare diverse esperienze lavorativamente parlando e di arricchire quello che è il proprio bagaglio.